Il termine politica significa letteralmente arte di governare la società. La prima definizione di politica risale ad Aristotele, che intendeva per questa attività l'amministrazione della polis per il bene di tutti. Ma al di là delle svariate definizioni che nel corso dei secoli si sono susseguite, la politica in senso generale riguarda tutti i soggetti facenti parte di una società e non esclusivamente chi fa politica attiva, ovvero chi opera nelle strutture deputate a determinarla. Inoltre, la politica è l'occuparsi in qualche modo di come viene gestito lo Stato. In tal senso fa politica anche chi, subendone effetti negativi ad opera di coloro che ne sono istituzionalmente investiti, scende in piazza per protestare. Bene, stringendo l'obiettivo sulla nostra Sicilia, mancano ormai meno di 20 giorni al momento in cui i siciliani dovranno scrivere il proprio pensiero, scegliere il loro rappresentante. Ad Agrigento la gente è stanca, forse troppo delusa da quello che è accaduto in Italia e nel nostro territorio. Promesse fatte e mai mantenute, disinteresse alle problematiche della città è il vero cancro sociale di questo nuovo secolo, ovvero la crisi lavorativa. Tranne qualche eccezione, è confermato il trend dell'astensionismo. Allora, secondo me i politici e la politica dovrebbe rappresentare l'ideale, comunque ciò che pensa la gente, ma in realtà non è così. Secondo me per adesso è un periodo dove i politici fanno un po' il loro interesse e basta. Io credo di non andare a votare perché comunque non credo ci sia gente che meriti il mio voto. Le elezioni regionali si avvicinano, mancano ormai meno di 20 giorni. Qual è la posizione dell'Agrigentino rispetto alle prossime elezioni? Andrete a votare o no? Io no. Andando a votare oggi come oggi significa andare a trovare un posto di lavoro fisso a quel politicante. E qui gente a spasso ce n'è troppa. Loro già ce l'hanno un posto. Dunque si vadano a fare il lavoro che hanno fatto fino ad oggi e poi la politica lasciamola ai giovani, idee nuove, tutto quello là, il resto niente. Ma io non so nemmeno chi sono questi candidati agrigentini, dunque non so, non lo so chi sono. Se sono gli stessi di prima fanno bene a starsene a casa, che con la crisi che c'è oggi loro si passano la mano sulla coscienza e dicono cosa hanno fatto per Agrigento. Lei lo vede, Agrigento è morto. Andrà a votare o no? No, non andrà a votare, perché siamo stufi di tutto. Andrete a votare sì o no? Non penso. E tu invece? Io sì. E cosa ne pensi della classe dirigente che si candida alle regionali? Per ora è tutto negativo, si sono viste solo cose negative, però voglio ben sperare per il futuro perché sono giovane e quindi è giusto così. Se lei vede la mia Tenea, nessuno ci vede Tenea. Cioè, è una crisi abbastanza seria, una crisi che è molto difficile uscirne fuori ad Agrigento. È un peccato non andare a votare, dobbiamo rinnovare, dobbiamo portare persone nuove all'amministrazione sia comunale che regionale, quello che è.